Buonasera professor Barbero. Buonasera. Questa sera il nostro quadro è un quadro di Bernardino Licinio che rappresenta una bella famiglia numerosa, è la famiglia di suo fratello e vediamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figli, che era una famiglia numerosa ma non era eccezionale per il tempo, anzi ce n'erano di più numerosi, senza contare tutti i bambini persi per strada. In realtà, appunto, la famiglia di una volta si distingueva dalla nostra soprattutto per questo, per questi tanti bambini che c'erano. Perché per il resto bisogna un po' sfatare la leggenda che le famiglie di una volta fossero queste belle famiglie patriarcali, con tante generazioni che vivevano insieme nella stessa casa. Non fosse altro perché si moriva presto. Pochi arrivavano a conoscere i propri nonni. E quindi oggi gli storici si sono accorti con un po' di stupore che in realtà la famiglia è sempre stata come la pensiamo noi, una coppia coi suoi figli. Solo che questi figli tendevano a essere molti di più di adesso. Molti di più e anche a morire in età giovanile, perché tutto sommato poi la cosa che stupisce è che malgrado questa grande fertilità il mondo era molto meno popolato. Certo, ma questo dipende anche dai livelli di sviluppo, perché a seconda di ogni livello di sviluppo di una civiltà non si può crescere più di tanto. Mi spiego, all'inizio gli uomini primitivi che vivevano di caccia e di raccolta dei frutti selvatici avevano bisogno di un territorio immenso per trovare risorse. Per esempio Roma? Si è calcolato che ci voleva 1 chilometro quadrato per ogni persona, il che così a occhio mi fa pensare che nella città di Roma poteva vivere un centinaio di persone più o meno. Quindi completamente diverse. E devo dire che poi ci sono state anche delle società che sono vissute fino a recentemente di caccia e di raccolta, gli indiani d'America per esempio. Certo, e infatti gli indiani d'America erano pochi, avevano bisogno di queste immense praterie piene di bisonti per mantenere delle tribù che erano molto poco numerose, poche migliaia di guerrieri. Ecco, quindi dopo la caccia e raccolta e la pesca, anche se pure primitiva, c'è la rivoluzione agricola quando l'uomo si installa, diventa stanziale e soprattutto scopre che queste piante selvatiche le può mettere tutte insieme in un recinto e farle crescere e quindi nasce l'agricoltura. Certo, adesso che l'uomo produce il suo cibo può vivere molta più gente al mondo e poi i vari progressi che l'agricoltura conosce nel corso del tempo aumentano soprattutto la quantità di gente che è possibile mantenere. Quindi a Roma comincia a abitare un po' più di gente. Sì, anche se bisogna dire che non sempre i progressi dell'agricoltura vogliono dire un miglioramento del tenore di vita per i singoli individui. Cioè? Perché? Perché in sostanza, pensiamo per esempio al Medioevo, io mi occupo di Medioevo, nei primi secoli medievali, dopo le invasioni barbariche, il mondo era poco popolato, l'Europa era piena di foreste, i contadini producevano grano, producevano vino, poi però smettevano e andavano a caccia, quindi avevano una dieta molto variata, ma erano pochi. Dopo il 1000, quando la popolazione europea comincia a crescere, per mantenere questa gente bisogna spianare le foreste, coltivare grano dappertutto. Il mondo cresce, però il contadino adesso mangia pane e basta. Quindi l'alimentazione diventa molto più monotona, forse anche meno sana, però con la seconda rivoluzione agricola, che è quella legata alle macchine, quindi alla rivoluzione industriale, ai sementi, ai fertilizzanti, i conti si pareggiano, perlomeno dal punto di vista alimentare. Sì, e anzi non solo la popolazione può crescere fino ai livelli attuali, ma è anche possibile un altro cambiamento straordinario. Prima, comunque, la maggior parte della gente doveva lavorare la terra di persona. Almeno l'80% delle persone erano contadini. Oggi siamo arrivati a una situazione nei nostri paesi occidentali in cui l'1% di contadini mantiene tutti gli altri. Quindi questa efficienza produttiva fa sì che la popolazione esploda, l'abbiamo visto nel Novecento, si è moltiplicata per 4 e più la popolazione mondiale e quindi c'è una situazione che oggi dobbiamo affrontare. Se per caso improvvisamente scomparisse la capacità di produrre tutto questo cibo, se tornassimo alla zappa cosa succederebbe? Beh, intanto saremmo in troppi e quello sarebbe un bel problema e poi penso che tutti noi che siamo qui dovremmo starcene a zappare i campi e a produrre il nostro cibo anziché fare altro. Invece di fare la televisione, scrivere, leggere libri e fare tante altre cose, tutti a lavorare alla terra. Per forza, e quasi tutti. Non ce ne sarebbe per tutti. Esatto, è proprio così. Grazie professore.